Buongiorno, buon inizio settimana, ben ritrovati in diretta come sempre per raccontarvi le notizie del nostro territorio, la cronaca, la politica, in primo piano la cronaca, e andiamo subito a Valdagno perché c'è stata una rissa in provincia di Vicenza. Dopo un violento litigio padre e figlio di origini indiane sono finiti al pronto soccorso. Valdagno, una violenta lite che esplode improvvisamente per strada la domenica sera. Siamo in via San Lorenzo dove padre cinquantenne e figlio ventunenne di origine indiana vengono aggrediti da due connazionali. Non sono ancora chiari né il motivo né la dinamica del diverbio. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Valdagno. A quanto pare i quattro si conoscevano e sarebbero stati in compagnia fino appunto al momento dello scontro dovuto verosimilmente a futili motivi. Gli aggrediti sono finiti all'ospedale al pronto soccorso, per fortuna senza gravi conseguenze. Una zuffa avvenuta sulla strada in zona centro storico, forse a causa di alterazione dovuta ad alcol, ma adesso toccherà agli investigatori chiarire le responsabilità. E torniamo a parlare di incidenti stradali, l'ennesima tragedia della strada lungo la Romea, bilancio gravissimo, una persona ha perso la vita. In meno di una settimana lungo la Romea si piange la quarta vittima, l'ennesimo incidente stradale con esito mortale in questa strada che collega le province di Padova e Venezia. Qui siamo nel territorio di Campagnalupa dove questa mattina ha perso la vita il conducente di un furgone. Solo una settimana fa, pochi chilometri più indietro nel territorio di Codevigo, 3 erano state le vittime a bordo di un'auto. Dunque questa mattina cosa è accaduto? Da quello che sappiamo dalla prima ricostruzione sembra che un camion che viaggiava in direzione Chioggia abbia improvvisamente frenato per evitare forse un rallentamento, ha perso il controllo del mezzo. L'asfalto infatti è viscido, è stato reso viscido dalla pioggia caduta nelle scorse ore e ha invaso la corsia opposta dove in quel momento stava sopraggiungendo un furgone. Inevitabile l'impatto, entrambi i mezzi come vedete sono finiti nel fossato. Ad avere la peggio il furgone che viaggiava in direzione Venezia, l'autista è rimasto incastrato tra le lamiere, per lui non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Il corpo incastrato dalle lamiere sta per essere recuperato dai vigili del fuoco che stanno lavorando da questa mattina per recuperare entrambi i mezzi e mettere in sicurezza questo tratto di strada che è rimasto chiuso. Dicevamo l'ennesima vittima, la quarta in meno di una settimana. La preoccupazione dei sindaci del territorio, come hanno già dichiarato i sindaci di Codevigo e Chioggia nei scorsi giorni, anche il sindaco di Campagnalupa Alberto Nattin questa mattina ha voluto esprimere cordoglio alle famiglie. Un'altra famiglia piangerà un figlio, un genitore, ancora non lo sappiamo, ma quel che è certo un'altra persona non farà ritorno a casa questa sera per colpa di una strada che deve essere messa in sicurezza. Come sindaci non vogliamo più annunciare altre morti e la soluzione è quella di posizionare dei tutor nei tratti rettilini della strada statale Romea. Così il sindaco di Campagnalupa Alberto Nattin, piangendo l'ennesima vittima di questa strada. Ed ora andiamo nel Trevigiano, a Pederobba, un'altra strada pericolosa, la Feltrina, chiuso il cavalcavia a causa di un incidente. Sarà una settimana davvero di passione per gli automobilisti, ce ne parla il nostro Christian Arboit che vedo sullo schermo. Christian, buongiorno. Buongiorno a te Daniele e a tutti i telespettatori di Antena 3, anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Ci troviamo a Onigo di Pederobba, sulla via centrale, una delle arterie secondarie interessate dalle deviazioni sulla strada regionale Feltrina. Come sapete, venerdì c'è stato un incidente, un tir che ha urtato contro un ponte della Feltrina e da qui la chiusura del tratto per motivi precauzionali. Ieri avevamo registrato l'apprensione dei sindaci della zona. Oggi siamo qui per verificare come sta procedendo questo primo giorno di banco di prova con la Feltrina chiusa e con il traffico che per lo più, e lo possiamo vedere dalle immagini di Nicoletta in entrambe le direzioni, traffico che appunto riguarda
i centri tra Pederobba e Cornuda. Sindaco, come sta procedendo? Beh, come era prevedibile, ci rendiamo conto in prima persona delle difficoltà che stiamo attraversando nei centri abitati dei nostri paesi. Purtroppo la situazione è drammatica, qualcuno dall'alto non se ne è accorto, perché purtroppo abbiamo già perso 3 giorni di lavoro per poter intervenire in maniera importante. Spero bene che Veneto Strade si metta la mano sulla coscienza immediatamente e intervenga subito nel ponte in questione. Ecco, diciamo che è previsto nell'arco della giornata, è prevista una circolazione di circa 20.000 veicoli chiaramente leggeri, auto, ma soprattutto mezzi pesanti, e queste sono strade che appunto mal si prestano alla circolazione dei mezzi pesanti. Ci sono dei dossi, ci sono chiaramente degli attraversamenti pedonali, siamo in pieno centro abitato. Sì, appunto, io già questa mattina ho ricevuto telefonate da genitori che accompagnavano i figli a scuola e si trovavano in difficoltà non tanto per il traffico inteso, ma nell'attraversare le strade per portare i figli a scuola, per cui non solo un problema di traffico direttrice nord-sud, però per gli abitanti di questi centri andiamo incontro a situazioni di emergenza. Allora, stando alla tabella di marcia, entro Pasqua dovrebbe essere riaperto il tratto, ma solo a senso unico alternato, anche questo è un problema. Beh, per il momento si sembrerebbe che questa sia la soluzione immediata, tra virgolette. Certo è che così non abbiamo risolto il problema, perché molto probabilmente la Feltrina sarà un imbuto in quel punto interessato dall'incidente dell'altro giorno. Quindi c'è un problema, diciamo, in queste ore di sicurezza stradale, questo lo possiamo dire. Beh, sicurezza stradale, sicurezza per i pedoni, per i ciclisti, perché la strada è stretta e con un carico di traffico del genere è evidente che è un problema di sicurezza stradale per i cittadini. Ecco, la fascia più critica è attesa per oggi pomeriggio, sostanzialmente dopo le 16:30 nella fase di rientro. Sì, quando la gente rientrerà dal lavoro oppure dalla scuola è evidente che ci sarà un traffico notevolissimo rispetto a quest'ora, per cui ci rendiamo conto che la problematica è molto importante. Ecco, così quindi a Onigo di Pederobba, grazie al sindaco Turato. Siamo stati anche nella zona di Cornuda, al semaforo in centro a Cornuda, anche lì il traffico è molto sostenuto, quindi si preannuncia una settimana di passione per questa zona di Pedemontana. Ecco, lo potete vedere, insomma, questo è il copione che si ripeterà nei prossimi giorni, con il traffico poi anche del ponte pasquale. Per il momento è tutto da Onigo di Pederobba con Nicoletta Rizzetto. Daniela, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Cristian Arboit e Nicoletta Rizzetto. E questa mattina c'è stato anche un altro incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, ma spettacolare, nel Padovano, perché un'auto si è ribaltata in via Roma dopo essere stata tamponata. I 2 conducenti coinvolti sotto shock e con lievi ferite sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Sul posto la polizia locale per la gestione del traffico. Ed ora invece torniamo a parlare del gravissimo fatto a Mestre, del gravissimo fatto dell'11enne stuprata, un episodio davvero allucinante e di cui vi abbiamo parlato. Noi ne parliamo subito con la nostra Ilaria Marchiori, che la vedo già sullo schermo. Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno a te Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. Mentre sia i servizi sociali del Comune che ovviamente l'ULSS hanno preso in carico la famiglia e ovviamente anche la vittima, la ragazzina di 11 anni, per cercare di dar loro una mano, e ancora la scuola si è immediatamente attivata organizzando degli incontri per parlare con i ragazzi, che ovviamente potete immaginare sono molto scossi, e anche con i genitori poi dei ragazzi, per cercare di dar loro una mano nella gestione di quello che è successo. Come potete immaginare, anche nella comunità, anche in parrocchia ci si sta attivando, stanno arrivando reazioni anche dalle parti politiche. Qui insieme a me c'è Alex Bazzaro, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Venezia, ex deputato. Bazzaro, voi l'avete, è da tempo che voi chiedete, che voi lo chiedete a gran forza, e adesso più che mai ribadite il concetto.
Siamo di fronte a un dramma incredibile che ha colpito la nostra città. C'è una bambina di 11 anni che è stata violentata alle 6 del pomeriggio da un individuo, un pluristupratore che negli ultimi 20 anni aveva già perpetuato 5 violenze sessuali nei confronti di donne e di bambine. L'ultima nel 2019, 6 anni fa, in Umbria aveva stuprato una bambina di 14 anni. La domanda è perché questa persona fosse libera, ma soprattutto perché questa persona non fosse stata condannata al carcere a vita e perché ancora oggi il Parlamento non si accinga ad approvare un disegno di legge per la castrazione chimica per stupratori e violentatori. Lei parla anche di carcere a vita. Assolutamente sì, io credo che una persona come questo individuo con 5 violenze sessuali alle spalle nell'arco degli ultimi 20 anni, che ha pedinato evidentemente una bambina di 11 anni per violentarla, non doveva essere in libertà, doveva essere già in carcere per i suoi crimini precedenti e questo carcere deve essere a vita. Non c'è spazio nella società per individui del genere, ma soprattutto devono anche essere messi in condizioni di non ledere il prossimo. Quindi la castrazione chimica, troppe volte osteggiata da altri movimenti politici, va ripresa in mano come un progetto di legge sensato che dia sicurezza alle nostre bambine e alle nostre donne. Ecco, abbiamo letto alcune dichiarazioni, abbiamo sentito anche il parroco della comunità, ha parlato di manicomi criminali. Tutti si stanno chiedendo, oltre agli esponenti politici dei vari partiti, anche il patriarca stesso, Monsignor Francesco Moraglia, anche il parroco della comunità che è rimasta coinvolta, perché questa persona fosse ancora libera ed è stata libera di agire in pieno giorno. È la domanda che ci poniamo tutti. Questa persona, dopo le prime violenze sessuali, ha ricevuto una condanna a 8 anni, poi ha continuato nei successivi 10 a violentare 2 ragazze a Padova, una a Trento e l'ultima bambina in Umbria a Perugia. Ce lo stiamo chiedendo tutti. Io ho ascoltato le parole del parroco della nostra comunità che ha ribadito con forza che esistono luoghi adatti per queste persone. Lui ha parlato di manicomi criminali, io aggiungo che il posto adatto per questa persona, che non è un malato di mente ma è uno stupratore seriale, va messo in carcere dopo essere stato castrato chimicamente con una legge approvata del Parlamento ad hoc, perché lo ripeto, ci sono bambine e donne che non possono avere paura di uscire per la strada, di camminare in libertà e di vivere la propria vita, perché ci sono animali di questo genere pronti ad aggredirle. Anche perché quello che è apparso proprio in questi ultimi giorni è la paura delle famiglie, la paura dei coetanei stessi di questa ragazzina e la paura di una comunità. Io credo che lo stupro sia sempre un crimine orribile, ma pensare che una bambina torni dalla palestra, scenda dall'autobus, faccia il passaggio verso casa, pochi metri verso casa sua, e venga aggredita, portata nell'androne del suo palazzo e violentata da una bestia, sia qualcosa che metterebbe a disagio, nella paura e nell'orrore qualsiasi genitore della nostra città. Noi non possiamo permettere che mamma e papà dei nostri figli vivano con la paura che ci siano mostri di questo tipo in libertà e liberi di agire. Le soluzioni ci sono le carceri, ci sono le possibilità di condannare questi animali al carcere a vita e soprattutto di mettere, lo ripeto, lo ribadisco a costo di sembrare noioso, la condizione di stupratore va punita con la castrazione chimica per non far sì che cadano di nuovo a soggetti di questo tipo violenze di questo genere. Grazie ad Alex Bazzaro, qui da Mestre è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Ilaria Marchiori, grazie anche al suo ospite. È una vicenda gravissima, lo avete sentito, la vittima undicenne, una persona che aveva già commesso questi reati ed era in libertà, un episodio che ovviamente continuerà a far discutere. Noi ci spostiamo da Mestre a Padova, è finita in risse la lite tra 2 giovanissime sabato sera nel cuore di Padova, in Piazza dei Signori, aggrediti dalla folla anche 2 agenti della polizia locale. Ci colleghiamo subito in diretta per noi con Chiara Gaiani e Federico Cibotto, che sono in compagnia di alcuni residenti. Chiara, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo proprio in una Piazza dei Signori che è completamente diversa da quella che era sabato sera, o meglio sabato notte, nella notte tra sabato e domenica non c'è praticamente nessuno adesso. Qui invece si danno appuntamento davvero migliaia e migliaia di giovani e giovanissimi per il rito della Movida. Sabato notte rischiava davvero di trasformarsi in tragedia perché una zuffa tra 2 ragazze che si sono
spintonate ripetutamente, ha coinvolto anche 2 agenti della polizia locale che erano intervenuti per identificarle. Una delle 2 ha reagito, un agente donna della polizia locale è stata strattonata, tirata per i capelli e di fatto salvata dal collega che è intervenuta a difenderla. Con noi ringraziamo 2 residenti, Antonia Dalla Costa e Alberto Mazzocco. Signora, lei verso le 2 di notte ha chiamato la polizia locale per dire qui non si riesce più a dormire, 2 di notte di sabato. Certo, io avevo sentito come al solito fino alle 2 di notte i bassi, che la musica si sa dal regolamento comunale deve finire alle 22. Ormai stanca perché tutte le notti io devo aspettare le 2 per poter andare a riposare, e ho chiamato e ho detto guardate, i vigili non si vedono mai, e questo vigile mi ha detto signora non dica così perché abbiamo avuto adesso 2 vigili al pronto soccorso per una rissa che è successa. Ovviamente io veramente sono spiaciuta, mi dispiace molto, però sì, questo era da prevedere perché c'è una massa di persone che non avviene così, vengono tutti in Piazza dei Signori e quindi non c'è un rispetto delle regole, non c'è un rispetto degli orari, non c'è un rispetto di niente, per cui tutto bene, quello non so, io veramente noi abitiamo qui, però sinceramente potremmo abitare anche, non so, in Bronx perché è la stessa cosa. Ecco, chiediamo anche ad Alberto Mazzocco, lei invece non ha visto niente e a quell'ora non ci pensa proprio a scendere per andare in piazza, a parte, ma proprio il sabato sera è un disastro. No, assolutamente non ci penso a scendere, anzi mi sono trovato qualche volta a rincasare verso le 11, 11 e mezzo e devo dire di essere stato oggetto di insulti da parte di ragazzi che erano in piazza Capitaniato, dove noi residenti siamo costretti a parcheggiare, per cui proprio non ci penso. Devo dire che nell'ordine naturale delle cose che prima o poi queste cose succedano. Abbiamo avvisato anche l'amministrazione comunale 1 anno o 2 fa perché la cosa sta subendo un'escalation notevole, ma non ci è stato mai dato ascolto. Ecco, come sentite c'è proprio l'esasperazione, anche la rabbia di chi vive qui. È una vicenda che noi continueremo a seguire. Nei TG di questa sera vi proporremo anche le voci dell'assessore Bonavina, l'assessore alla sicurezza della città, e poi anche dei sindacati della polizia locale. Direi che davvero da Padova per ora è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie davvero a Chiara Gaiani, grazie a Federico Cibotte, agli ospiti. Ovviamente, come avete sentito, ne parleremo ancora anche di questo episodio nel corso dei nostri telegiornali a partire dalle 18:30 con il Veneto. Giovanissimi sempre coinvolti e giovanissimi coinvolti anche a Valdobbiadene, in provincia di Treviso, baby gang e violenza giovanile stretta a Valdobbiadene, carabinieri e polizia locale insieme all'uscita di scuola dopo gli episodi di inizio anno. Siamo in grado di mostrarvi ora le immagini di un pestaggio i cui protagonisti sono stati tutti identificati. Dimmi, che cazzo vuoi? Oh! No, basta! Calci, pugni, insulti anche a sfondo razziale, urla, sono sequenze concitate quelle che ci riportano un episodio avvenuto a gennaio a Valdobbiadene, nella zona della stazione delle Corriere. Protagonisti giovanissimi, bulle e bulli italiani di seconda generazione contro alcuni coetanei e persone di origine asiatica. Ora quegli attimi di autentica follia siamo in grado di farveli vedere e ascoltare. Dove sta? Pinti coglione! Dimmi, che cazzo! Dal filmato si vede l'intervento anche di soggetti più adulti che cercano di calmare gli animi, ma che a loro volta vengono aggrediti. C'è chi entra a gamba tesa, chi fa mosse quasi da wrestling, c'è anche chi si accascia letteralmente a terra. Ho avuto modo di vedere queste immagini, sono assolutamente violente e da condannare. Alla denuncia alle forze dell'ordine è seguita poi l'indagine e gli interventi diretti da parte delle forze dell'ordine. Insomma, i soggetti, quasi tutti minorenni, sono
stati identificati e ci sono state conseguenze penali, anche perché non era la prima volta che superavano il limite. Un episodio non isolato. In quelle settimane diverse furono anche le segnalazioni di piccoli furti nei supermercati del centro, da qui la stretta impressa dalla stessa amministrazione comunale, che nel frattempo ha preso forma e sostanza. Da qualche settimana le uscite di scuola, fatto inedito per Valdobbiadene, sono sorvegliate da polizia locale e carabinieri. Non solo. Abbiamo la fortuna di avere una caserma locale dei carabinieri a Valdobbiadene, in sinergia anche con gli insegnanti e dirigenti scolastici. C'è chi opera all'interno delle scuole, quindi il personale scolastico, chi all'esterno delle scuole, quindi polizia locale e carabinieri. Abbiamo la presenza sia all'ingresso al mattino che all'uscita al pomeriggio, soprattutto zona del piazzale dell'arrivo delle corriere, e zona esterna ai supermercati che sono vicini alle scuole. A volte anch'io e l'assessore all'istruzione siamo presenti. Istituita la task force, ora per isolare i fatti c'è la necessità di coinvolgere vittime e famiglie. Abbiamo bisogno della collaborazione di tutti, in primis da parte di chi è vittima di soprusi e delle famiglie, affinché vengano denunciate o all'interno della scuola o alle forze dell'ordine. Davvero immagini che fanno davvero pensare, giovanissimi ma con una violenza davvero molto preoccupante. Parliamo ancora di una rissa, ma questa volta andiamo in provincia andiamo a Treviso, scusate, nel cuore di Treviso, una serata di sangue e violenza in via Roma, nella centralissima via di Treviso, dove un gruppo di giovani ubriachi ha minacciato e ferito con un vetro di bottiglia il titolare di un kebab in Istanbul City, a pochi passi dalla stazione delle Corriere. Tutto sarebbe iniziato intorno alle 20:30 di ieri. All'arrivo di alcuni conoscenti di origine turca, i 4 dipendenti e il titolare del kebab erano usciti in strada per salutare i connazionali, mentre i dipendenti erano tornati al lavoro dopo pochi minuti. Il titolare era rimasto fuori dal locale ed è qui che era stato raggiunto da un gruppo di giovani ubriachi che hanno iniziato ad urlare, di infastidire la clientela. Il titolare li ha invitati ad andarsene, ma a quel punto è scattata la violenza. Uno dei giovani ha sfregiato l'esercente con il vetro di una bottiglia rotta, lasciandolo a terra pieno di sangue. Sul posto sono stati chiamati ovviamente subito i soccorsi, il SUEM 118 che è arrivato con 2 ambulanze, che ha soccorso il titolare del kebab, fortunatamente non in pericolo di vita. I responsabili dell'aggressione sono riusciti a dileguarsi prima dell'arrivo dei carabinieri e secondo i dipendenti non sarebbe la prima volta che quei giovani creano problemi fuori dal locale. Ovviamente ora le indagini da parte degli uomini dell'Arma di Treviso per identificare questi giovani anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza. E noi rimaniamo in provincia di Treviso, ma ci spostiamo a Preganziol, perché la comunità è davvero sconvolta per la morte della piccola Emca Cestaro, figlia di Gianni, morta a soli 5 anni per un'emorragia cerebrale. Un angelo volato in cielo troppo presto, il cordoglio della sindaca Stocco. Eccola Emca, che felice balla al ritmo della musica durante la sfilata dei carri di carnevale, circondata dai coriandoli, e papà che la riprende per immortalare questa infinita gioia. Gli occhi curiosi di scoprire il mondo e un sorriso che rimarrà per sempre nei cuori di chi l'ha conosciuta. Emca, figlia di Gianni Cestaro, imprenditore, candidato alle passate amministrative a Preganziol, si è spenta a soli 5 anni per un'emorragia cerebrale. Una tragedia improvvisa quanto straziante per papà e mamma Tatiana. Mercoledì il malore, mentre la piccola si trovava con la madre a Pezinok, paese vicino Bratislava. Immediata la corsa in ospedale, dove è arrivato in poche ore Gianni Cestaro, partito per la Slovacchia appena appresa la notizia. Mamma e papà non si sono mai allontanati dalla loro bambina, con la speranza di un miracolo. Poi, però, venerdì i medici hanno dichiarato la morte cerebrale. I genitori hanno deciso di donare gli organi. Martedì in Slovacchia l'ultimo saluto, ma potrebbe esserci una cerimonia in ricordo di Emca anche in Italia, alla quale è pronta a partecipare la comunità di Preganziol, sconvolta da quanto accaduto. L'improvvisa scomparsa della piccola Emma è una notizia tristissima che ci lascia sgomenti e senza parole. Una notizia che sta destando davvero molto cordoglio all'interno di tutta la comunità. In questo momento così doloroso, a nome della cittadinanza, esprimiamo quindi vicinanza ed affetto a Gianni e alla famiglia Cestaro, con un pensiero davvero affettuoso per questo piccolo angelo volato in cielo troppo presto.
Ed ora continuiamo con la cronaca, ci spostiamo a Padova. Aveva nascosto i gioielli frutto di diversi furti e danni di orafi nel giardino di una casa acquistata a Vigonovo, 2 le persone denunciate per ricettazione. Ecco la busta sepolta in giardino, all'interno 3.400 euro in contanti e lamine d'oro, bracciali e pietre preziose per un valore di 31.000 euro. E quanto si sono trovati davanti gli agenti della squadra mobile di Padova in un'abitazione di Vigonovo sequestrata su disposizione dell'autorità giudiziaria. Un'indagine partita dalla compravendita sospetta della casa, acquistata in contanti per un valore di 86.000 euro da un 60enne italiano che in realtà ne era solo il proprietario fittizio. Dell'immobile aveva piena disponibilità un 40enne italiano di origine rom con numerosi precedenti penali in materia di reati contro il patrimonio e la persona. E proprio quest'ultimo si sono trovati davanti i poliziotti all'atto della perquisizione seguita al provvedimento di sequestro. Per l'uomo e il proprietario fittizio è scattata la denuncia. I gioielli invece sono stati restituiti agli orafi che erano stati derubati, un orafo vicentino e un orafo ungherese. Ed ora andiamo in Friuli Venezia Giulia. Dopo l'avviso di garanzia al marito di Liliana Resinovic, parla il medico legale Raffaele Barisani, consulente di Sebastiano Visentin. Era atteso, ora possiamo procedere serenamente, dice, fuori dal circo mediatico, indumenti e coltelli tra gli oggetti sequestrati nella casa di via Verrocchio. Era stato previsto, l'avevamo già detto, era inevitabile. Direi che è anche giusto che sia così, perché alla luce della consulenza più recente si è parlato di omicidio e non più di suicidio, quindi le conseguenze non potevano essere diverse. Insomma, ce l'aspettavamo, è anche bene che sia così, perché finalmente al posto di un'accusa mediatica e giornalistica di plotoni di esecuzione contro Sebastiano Visentin, che purtroppo si è sottoposto a questa situazione andando sempre in televisione, abbiamo un'ipotesi di accusa da parte di chi è autorizzato a farlo, certamente, insomma. Il medico legale Raffaele Barisani, consulente nominato da Sebastiano Visentin, lo aveva già detto ai microfoni della nostra emittente che era naturale aspettarsi che prima o poi qualcuno venisse iscritto al registro degli indagati per la morte di Liliana Resinovic. Barisani non rinuncia però a lanciare una frecciatina allo stesso Visentin, rimproverandogli la troppa esposizione mediatica. Abbiamo ovviamente una presunzione di innocenza e quindi possiamo procedere con maggiore tranquillità. La procura si sta muovendo e ora verranno analizzati i materiali sequestrati a casa di Sebastiano Visentin dopo la perquisizione della polizia scientifica dell'appartamento di via Verrocchio. Dall'abitazione sono stati prelevati un guanto, un maglione di lana e più di 100 coltelli. Il guanto per confrontarlo con l'impronta rinvenuta su uno dei sacchi che avvolgevano il cadavere della 63enne, il maglione per verificare se si trovano tracce particolari e confrontarlo con un filo di lana trovato addosso a Liliana. I coltelli per confrontare il filo della lama con la parte tagliata del cordino che legava i sacchetti calati sulla testa della donna. I coltelli, a seconda del modello e tipologia, lasciano segni di taglio differenti. Per quanto riguarda le indagini portate avanti dai consulenti di parte, ciò che ancora si attende sono i risultati delle analisi sui campioni di tessuto del cadavere di Liliana inviati in alcuni laboratori oltremanica. Uno studio commissionato dagli esperti che assistono Sebastiano Visentin per verificare l'ipotesi di congelamento del corpo di Liliana e di conseguenza capire se davvero il cadavere può essere rimasto nell'area boschiva di San Giovanni per così tanto tempo. Sì, tutti sono d'accordo su una morte asfittica, questo mi pare sia stato accertato. Non siamo tutti d'accordo sul luogo in cui è rimasta la salma dopo la morte. Ecco, questo è un punto assolutamente da chiarire. Da Trieste andiamo ad Udine, ancora problematiche relative ai bivacchi in pieno centro città. Abbiamo raccolto la testimonianza diretta di un residente della zona.
Avevamo raccolto qualche giorno fa le segnalazioni di alcuni residenti del centro città sulla problematica dei bivacchi di migranti che minavano il decoro e anche in alcuni casi la sicurezza del salotto Buono di Udine. Segnalazioni che continuano e di cui vi proponiamo una testimonianza diretta da noi raccolta con voce camuffata per protezione della privacy. Si segnala un serio problema di vivacchi abusivi nel centro storico di Udine. Certe persone durante la notte vivacano nelle nostre piazze come in Piazza Belloni, Piazza Libertà e sotto la loggia di Rionello, utilizzando i cartoni che vengono depositati dai commercianti nel centro storico per dormire per terra, creando un serio problema di abbandono dei rifiuti dove si vede durante il giorno rovistare nella spazzatura abbandonando i rifiuti sul suolo pubblico. Ci siamo trovati addirittura dentro la corte dove dormivano per terra. Dopo tutti i soldi che sono stati spesi per i centri di accoglienza dobbiamo vedere ancora persone dormire fuori al freddo dove spesso e volentieri fanno i bisogni dietro le aiuole dei parchi. Alcuni addirittura si lavano nei bagni dei bar e durante il giorno li ritroviamo a chiedere i soldi sotto i portici e di fronte ai supermercati. Noi come residenti abbiamo paura di ripicchi e dispetti perché alcuni di questi signori sono aggressivi alzando la voce con arroganza anche quando cerchiamo di comunicare con loro per aiutarli. Chiediamo ai nostri amministratori di risolvere questa seria problematica di decoro urbano e sicurezza. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente qui in studio in diretta. Rieccoci in studio in diretta con la cronaca, andiamo a Treviso, chiede denaro per restituire il cellulare rapinato, arrestato per estorsione. Si tratta di un cittadino marocchino di 28 anni, senza fissa dimora, con precedenti. Pretendeva 70 euro per riconsegnare lo smartphone ad un operaio bellunese di 45 anni nel primo pomeriggio a Montebelluna, all'incontro per lo scambio a cui si sono però presentati i carabinieri e l'uomo è stato tratto in arresto. Ed ora andiamo a Treviso. La procura ha disposto accertamenti sulla salma del cittadino francese di 65 anni trovato morto in una stanza all'hotel Carlton di Treviso dove alloggiava. Gli inquirenti hanno escluso fin da subito il coinvolgimento di terzi, ma si vuole comunque far luce sulle cause del decesso. Sul corpo del 65enne non sono stati trovati segni di violenza, si tratterebbe di una morte naturale. Immediato ieri mattina l'allarme lanciato dai responsabili dell'hotel. Sul posto in largo Porto Altigna si sono portati gli agenti della Polizia di Stato e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. E rimaniamo sempre nel trevigiano, non si fermano i furti, ne abbiamo parlato nel corso di queste nostre prime edizioni già diverse volte, furti nel mirino proprio i cimiteri dove a sparire spesso sono fiori e piante. Da Casale a Gaggio a Cavriè si moltiplicano le segnalazioni di furti di fiori e piante dalle tombe nei cimiteri, persone senza scrupoli che non si fermano nemmeno davanti al dolore per la morte, sofferenza che si aggiunge ad altra sofferenza per un atto che va a violare quel semplice gesto di una compagna o di un figlio per sentirsi più vicini al familiare che non c'è più. Gli ultimi episodi in ordine di tempo nei cimiteri di Biancade e Roncade, dove può accadere anche che ad essere colpita in più occasioni sia la stessa tomba. Non riesco a capire come si possono oltraggiare le tombe di altre famiglie quando a Roncade abbiamo 2 fiorerie che trovano soluzioni per tutte le tasche, quindi lo ritengo un gesto veramente ignobile. In programma a Roncade un'implementazione del sistema di videosorveglianza che potrebbe interessare anche siti particolarmente sensibili come i cimiteri. Stiamo portando avanti un altro stralcio per quanto riguarda la videosorveglianza per un bando che scade qui verso fine giugno proprio per poter partecipare a questo bando. Vedremo se serve implementarla soprattutto nei parcheggi dei cimiteri. Ed ora andiamo invece a Padova, controllo della polizia in una macelleria etnica di Piazza De Gasperi nel cuore di Padova, ha denunciato il proprietario, sequestrati alimenti freschi e surgelati mal conservati.
Ha 15 giorni di tempo per rimettere tutto a posto il titolare della macelleria etnica di Piazza De Gasperi, controllato dalla polizia con la Guardia di Finanza e gli ispettori dell'ULSS, dopo una serie di segnalazioni arrivate all'agente di quartiere. Numerose le violazioni riscontrate che hanno portato alla denuncia del titolare, un cittadino pakistano che aveva alle sue dipendenze 4 connazionali privi di qualsiasi contratto di lavoro, 2 risultati addirittura clandestini in Italia. Tra le irregolarità la strumentazione, ma è sottoposta a revisione, così come la presenza di videocamere senza alcuna delibera da parte dei presenti, nessun rispetto delle regole di formazione e soprattutto della conservazione degli alimenti. Pesce e carne, surgelati e freschi, infatti, venivano conservati a temperature diverse da quelle previste dalla catena del freddo, con elevato rischio di contaminazione. Per questo tutti gli alimenti sono stati sottoposti a sequestro. In totale sono state elevate sanzioni per 2.500 euro. Nelle piazze venete gazebo informativi dell'associazione Luca Coscioni per far conoscere ai cittadini i loro diritti in materia di fine vita. Sono centinaia al giorno, in numero crescente di anno in anno, perché le persone non solo sono sempre più sensibili riguardo a certe tematiche, ma sono sempre più convinti e convinte che è un tema, è un approfondimento necessario per la vita di ognuno di noi. Centinaia al giorno, migliaia all'anno, le chiamate che arrivano al numero bianco per l'assistenza gratuita medico-legale messo a disposizione dei cittadini dall'associazione Luca Coscioni per affrontare le più diverse tematiche e per rispondere a dubbi e curiosità sul fine vita. Da come si scarica il modulo, a come lo si compila, a come lo si deposita per quanto riguarda le disposizioni anticipate di trattamento, rispondono su cosa è legale o no in Italia, per esempio per quanto riguarda il suicidio medicalmente assistito, come chiederlo, quali sono i requisiti per potervi accedere, quali sono anche le difficoltà che si hanno regione per regione, ASL per ASL. 06 99 31 3409 è il numero al quale rispondono professionisti che possono fornire ai cittadini qualsiasi tipo di informazione, a partire dal come e dove depositare il testamento biologico. In alcune regioni infatti è possibile consegnarlo anche presso le strutture. Inizialmente il deposito è solo possibile presso i comuni, dove l'ufficiale di stato civile ne certifica l'autenticità e la veridicità e la bontà delle dichiarazioni. E questo però non era possibile a chi magari era degente. E in queste settimane la mobilitazione nazionale Liberi Subito è arrivata in Veneto, nelle piazze di Padova, Treviso, Venezia, con gazebo informativi. Oggi ci sono i volontari a Mestre sotto la pioggia che distribuiscono volantini, la settimana scorsa si era a Padova, a Vicenza, insomma si continua a lavorare affinché tutte le persone conoscano pienamente i propri diritti nel fine vita. Affiancare i cittadini nel delicato momento del fine vita, in attesa di una normativa nazionale, in Veneto ferma in Commissione Sanità dopo la discussione in Consiglio, normativa che permetterebbe di avere procedure certe e tempi celeri per la verifica delle condizioni per accedere al suicidio medicalmente assistito, previste dalla sentenza della Corte Costituzionale 242 del 2019. E non è ammissibile che vi sia una discriminazione territoriale. Io non posso essere più o meno fortunato a seconda dell'ASL di competenza, perché un ASL è più o meno sensibile rispetto a certi temi. Ed ora vi presento l'ospite che ci ha raggiunto qui in studio, il segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martello. Intanto buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Io vorrei subito commentare l'episodio di cui abbiamo parlato prima, lo stupratore seriale che ha stuprato una ragazzina di 11 anni, un episodio davvero gravissimo, l'abbiamo detto, che farà sicuramente discutere un uomo che era ancora in libertà, aveva già stuprato, l'abbiamo sentito, e è davvero allucinante dover parlare di una vicenda come questa, insomma la vittima 11 anni, lo vogliamo ricordare. No, è un fatto di una inaudita brutalità, davvero sconvolgente, viene da pensare a questa bambina perché di questo si tratta e alla brutalità di quello che ha subito.
ancora una volta un fatto così grave avviene a Mestre, questo aumenta la preoccupazione per episodi di varia natura che sono già avvenuti. Su questo fatto sto presentando un'interrogazione parlamentare rivolta sia al Ministro dell'Interno che al Ministro della Giustizia, proprio per avere delle valutazioni su quanto è avvenuto e su perché possa succedere che una persona di questo tipo non sia monitorata, perché azioni fatte nel passato, violenze fatte nel passato, evidentemente facevano di lui un soggetto non pericoloso, pericolosissimo alla luce di quanto è avvenuto. In questo momento poi posso davvero che esprimere la totale solidarietà a questa giovanissima, alla sua famiglia, sperando davvero che tutti quanti possano operare al meglio per il suo recupero e perché questo trauma non segni negativamente la sua vita. Chiudiamo poi la pagina della cronaca, però abbiamo visto anche episodi purtroppo che stanno accadendo, sempre tra giovanissimi, l'abbiamo visto con delle riprese allucinanti in provincia di Treviso, dove le forze dell'ordine si sono messe fuori dalle scuole per evitare le risse fra giovanissimi. Lo abbiamo visto in via Roma, nel cuore di Treviso, dove un titolare di un locale è stato sfregiato con la bottiglia con una bottiglia rotta da parte di alcuni ragazzi giovanissimi, sempre ubriachi, una situazione che sembra che stia un po' non solo peggiorando, un po' in tutte le città, perché noi parliamo solo di Treviso, ma anche di Padova l'abbiamo visto, con una lite nel cuore di Padova fra due ragazzine e poi addirittura agenti della polizia locale che sono stati aggrediti dai ragazzi che erano lì e che filmavano fra l'altro queste risse. È davvero un fenomeno che è difficile Ma io innanzitutto vorrei dire che noi dobbiamo sempre ringraziare come istituzioni il lavoro preziosissimo che fanno le forze dell'ordine nel contrastare questi fenomeni, nel prevenirli, nel presidiare il nostro territorio. Lo fanno con dedizione, abnegazione e spesso con risorse insufficienti dal punto di vista economico, con risorse umane non adeguate ad una situazione così complicata. Quello della criminalità, anche tra i più giovani, è un fenomeno diffuso che credo vada contrastato in maniera seria, innanzitutto con un lavoro che riguarda l'educazione, che riguarda le scuole, che riguarda tutti i luoghi in cui questi giovani crescono, che riguarda anche l'integrazione, perché molto spesso si tratta di giovani di seconda generazione nel nostro paese, e quindi si tratta di lavorare per un'integrazione che sia compiuta, che estirpi fenomeni come questi, che riguardano poi anche altri giovani, e che restituisca alle nostre città e alle nostre comunità una vitalità positiva e non fenomeni come questo che poi rischiano di essere lesivi del senso di comunità. Ed ora invece passiamo alla politica, perché c'è stata la 2 giorni del centro-sinistra nelle piazze con i gazebo. Intanto un bilancio, com'è andata? Un bilancio molto positivo, davvero un'esperienza incoraggiante che ripeteremo, che ha messo al centro la politica come confronto, come condivisione. È stata un po' rovinata dal maltempo di ieri mattina, ma nonostante questo si sono tenuti 170 gazebo, quasi 170, e hanno partecipato dalle prime verifiche fatte circa 20.000 persone in tutto il Veneto, nelle principali città, ma anche in tanti comuni piccoli dove le forze del Partito Democratico e dell'intero centro-sinistra si sono organizzate a fare questo tipo di lavoro. Sono emersi temi che in parte conoscevamo, ma verso i quali i cittadini hanno espresso grande interesse. Innanzitutto la sanità e il sociale, quindi la salute dei veneti, il futuro dei giovani, e poi ancora il problema della casa e naturalmente il problema del carovita e del lavoro, questioni che sono alla base del programma che noi costruiremo in vista delle prossime elezioni regionali. Avere da parte dei cittadini questo riscontro, sentire la loro opinione, è stato molto significativo,
e soprattutto in un momento in cui magari dall'altra parte litigano per le poltrone, noi abbiamo rimesso proprio il confronto al centro di quella che secondo me è la buona politica. Ecco, lo aveva appena accennato, il tema della sanità sicuramente è uno dei temi principi che chiede maggiormente la gente. Guardi, in tutti, cioè io non ho visto tutte le schede, ma mi hanno riferito, in tutti i centri il tema della sanità e del sociale è la questione principale, che riguarda davvero i cittadini trasversalmente, riguarda la capacità di erogare i servizi, le prestazioni, riguarda il fatto che i medici e il personale sanitario è sempre a ranghi ridotti, e questo determina degli effetti per i cittadini, che ci sono pochi medici di base, che i pronto soccorso sono affollati, che le liste d'attesa sono infinite e quindi questa segnalazione è stata la prioritaria. Ecco, la questione medici di base è un altro dei problemi principali. Abbiamo visto, insomma, ci sono dei comuni dove davvero ci sono anziani che chiamano perché mancano i medici, a maggior ragione mancano quelli di base. Sì, è un problema molto sentito, soprattutto nelle realtà più piccole, nelle aree interne, che sono più difficilmente raggiungibili e che riguardano molto spesso gli anziani, che riguardano magari anziani che vivono soli, che magari non hanno il medico di base, non riescono a percorrere chilometri e chilometri per averlo e quindi mancano magari di una ricetta o semplicemente di una visita, e questo poi comporta il fatto che la mancanza di medici di base fa rivolgere agli ospedali e ai pronto soccorso, o poi magari succede che nei pronto soccorso ci sono anche lì code infinite e quindi si entra in un circolo vizioso che poi diciamo determina che i cittadini non riescono a curarsi o avere le cure che sarebbero necessarie e magari per farlo devono decidere di rivolgersi al privato e rivolgendosi al privato molto spesso si devono indebitare. È una condizione questa dalla quale dobbiamo uscire al più presto, bisogna investire di più in risorse finanziarie per la sanità e ci vuole un'assunzione straordinaria di medici e di infermieri per garantire ai nostri ospedali di poter funzionare. Ecco, la domanda che le stavo per fare era questo: che cosa bisogna fare per cambiare il sistema sanitario? Lei diceva un'assunzione sicuramente massiccia di medici che purtroppo per il momento non ci sono. Allora, bisogna considerare che l'investimento in sanità è un investimento che riguarda il futuro del Paese, non sono soldi buttati via e quindi bisogna aumentarlo. Nel corso di questi anni il governo ha diminuito l'investimento in rapporto al prodotto interno lordo e questo è un fatto negativo. In secondo luogo, come ho detto, bisogna determinare una assunzione straordinaria di medici e di infermieri che rimangano nelle nostre strutture pubbliche e bisogna anche fare sì che vengano pagati di più, perché la ragione per la quale molto spesso se ne vanno in altre strutture è che vengano pagati di più e magari hanno dei turni di lavoro meno difficili, meno massacranti di quello che è nel pubblico. E quindi davvero bisogna considerare la sanità la questione principale che riguarda il nostro Paese a livello nazionale e anche la nostra regione, perché si tratta di avere degli investimenti come quelli che vengono fatti in altri paesi europei dove il rapporto rispetto al PIL è sicuramente superiore a quello dell'Italia. Ecco, l'occupazione è altro tema importante per i cittadini, altro tema che chiedono maggiormente le persone. Sì, chiedono un lavoro che sia più sicuro. Più sicuro vuol dire sia pagato bene, sia stabile e sia sicuro dal punto di vista della sicurezza nei luoghi di lavoro, perché nella nostra regione si continua ancora a morire per tragedie legate a incidenti nei luoghi di lavoro. E questo è emerso chiaramente, così come è emersa la necessità di un lavoro che valorizzi anche la parità di genere e quindi i due grandi problemi poi sono il lavoro femminile e il lavoro dei giovani, certo, su cui assolutamente bisogna lavorare. In una regione come la nostra, laddove il lavoro c'è, infatti se io vado in giro per qualche azienda mi chiedono ma noi facciamo fatica a trovare lavoratori.
appunto bisogna poi saper intrecciare meglio nel mercato del lavoro la domanda con l'offerta di lavoro e lavorare soprattutto in una formazione continua delle persone, perché in tempi come questi, in cui il lavoro, le sue regole, le sue modalità cambiano, c'è bisogno di persone che siano continuamente formate e quindi che possano anche qui rompere un circolo vizioso per cui le aziende chiedono lavoratori e i lavoratori non ci sono. Ecco, mi stava proprio anticipando la domanda, perché proprio questo volevo chiederle. Noi pochi giorni fa abbiamo avuto anche un responsabile di un settore dolciario, ci diceva: non troviamo giovani che vogliono fare questo lavoro, in altri settori manca la manodopera, e ci dicono forse le scuole in questo momento ancora non formano i nostri giovani per determinati settori, forse si dovrebbe fare qualcosa in più anche nelle scuole, ci dicevano. Ma diciamo è un po' quello che dicevo prima, bisogna fare in modo che anche nelle scelte, nell'orientamento scolastico ci siano delle scelte che poi favoriscono l'ingresso del lavoro. Molto spesso i giovani non sanno cosa fare e poi dopo rimangono scegliendo una scuola sbagliata e magari non riuscendo a entrare nel mercato del lavoro. Quindi bisognerebbe favorire un orientamento scolastico che possa maggiormente determinare l'ingresso nel mondo del lavoro. Penso che ulteriormente andrebbero potenziati gli istituti tecnici superiori, che possono aiutare la qualificazione di molte risorse umane nel mondo del lavoro, e bisognerebbe anche sempre più che le nostre università possano garantire giovani preparati e capaci di stare nel mondo del lavoro. Questo sicuramente, poi ho detto, va fatta quella specifica iniziativa che faccia incontrare meglio domanda e offerta di lavoro, soprattutto in una fase come questa di grandi cambiamenti tecnologici, e anche in cui le persone, soprattutto i giovani, chiedono un tipo di lavoro diverso che possa anche lasciare degli spazi e che possa essere l'attività centrale di una persona, ma che possa anche permettere una certa qualità della vita. Ecco, io penso che questa della qualità della vita, che riguarda tanti campi, non solo quello del lavoro, sia un tema centrale. È un po' venuta meno la qualità della vita anche in Veneto dal punto di vista sanitario, sociale, del lavoro, e noi dovremmo lanciare questo messaggio. Dobbiamo lavorare a un innalzamento complessivo della qualità della vita per le persone, per i cittadini e le cittadine del Veneto. Senza elezioni regionali, insomma, date e soprattutto candidati, quando si sapranno i nomi, insomma? Beh, allora, innanzitutto abbiamo una notizia che fino magari la settimana scorsa non avevamo, e cioè che è finita definitivamente questa telenovela riguardante la possibilità di un'altra candidatura per il presidente uscente. La Corte Costituzionale ha definito, per la verità su una legge della Regione Campania, ma che vale anche per il Veneto, che non è possibile un'ulteriore candidatura del presidente uscente. Quindi questo è un tema molto importante. Alle prossime elezioni anche il centrodestra dovrà riorganizzarsi. Non abbiamo ancora la certezza sulla data del voto. Io penso che però non ci siano ragioni per spostare il voto in primavera, che si dovrà votare in autunno, così prevede la legge, che prevede che la durata dei consigli regionali sia in 5 anni. Le elezioni sono state il 20 settembre del 2020, possono avvenire entro 60 giorni dalla data in cui si celebrarono, quindi dal 20 settembre al massimo entro il 20 novembre, e quindi penso che sarà così. Noi stiamo lavorando, come abbiamo detto anche prima, alla definizione della nostra coalizione. Lavoro importante, serio, che ci ha portato innanzitutto a lavorare su un programma comune, su una visione comune del Veneto che vogliamo proporre, e non c'è dubbio che stiamo ragionando anche su candidature che presto individueremo
quel candidato o quella candidata che sappiano interpretare al meglio questo lavoro che stiamo facendo e anche e soprattutto il progetto che noi abbiamo per il Veneto di domani. Un progetto che ha trovato impulso anche da questa consultazione popolare che c'è stato in questo fine settimana. Ecco, questo è importante nel senso che il programma sarà anche stilato in base a quello che i cittadini vi hanno detto in questi 2 giorni. Ma noi partiamo sempre da un progetto. Non si può partire da un nome, noi partiamo da un progetto, il nome è la conseguenza di quel progetto. Sentire i cittadini su quel programma, che è abbastanza chiaro perché era evidente che questi fossero i temi principali, ma sentire i cittadini è stato importante, capire anche un sentimento diffuso che c'è su tante questioni è stato decisivo. Ora il nostro lavoro continua ed è chiaro che scoccherà la scintilla anche quando saremo in grado, completata questa fase, di presentare le candidature sia alla presidenza che di tutte le liste che comporranno la coalizione e anche delle liste del Partito Democratico. Ecco, il fatto che tante persone siano venute a dire che cosa magari preferivano, che cosa secondo loro avrebbero voluto nel programma, fa ben pensare che non ci sia astensionismo questa volta, insomma, che il voto è importante, lo vogliamo ribadire, perché purtroppo questa era una delle problematiche che abbiamo sempre avuto, quello che la gente non va più a votare. Sì, questo è un tema che è sul tappeto, che riguarda il nostro paese, la nostra regione, le democrazie occidentali, cioè un'affluenza sempre minore al voto. Questo è un problema che riguarda la qualità della democrazia, che va affrontato secondo me innanzitutto facendo in modo che la politica si dimostri più utile e più attrattiva nei confronti dei cittadini e forse anche introducendo delle regole che possono favorire il voto come avviene anche in altri paesi. Naturalmente noi abbiamo voluto fare questa esperienza di questo fine settimana per mettere al centro la politica con la P maiuscola, fatta di confronto e di condivisione. Le tante persone che sono venute e che hanno apprezzato questa iniziativa mi fanno sperare, ma naturalmente questo poi lo vedremo, che ci possa essere un coinvolgimento e una partecipazione, cioè dal progetto poi parta la capacità di coinvolgere i cittadini, le associazioni, i movimenti, i soggetti che operano nel mondo economico, nel sociale, cioè tutto quello che rende poi vitale una comunità così straordinaria come la nostra. Io ringrazio davvero il segretario regionale del Partito Democratico per essere stato con noi, vedo che insomma adesso c'è la pubblicità, quindi la ringrazio davvero per essere stato con noi, speriamo di averla ancora. Pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Grazie a voi, a presto. Siamo tornati nuovamente in studio, continuiamo ora con la cronaca, andiamo a Cittadella, borseggiatori in azione nei parcheggi dei supermercati, prese di mira soprattutto donne sole, ci racconta tutto il nostro Mirko Cavallin che si trova assieme al sindaco Luca Pierobon. Buongiorno da Cittadella, sono con il sindaco Luca Pierobon. Partiamo, sindaco, da quanto è accaduto nel parcheggio di un supermercato. La truffa si è consumata ai danni ancora di una signora anziana, una persona la distrae, l'altra apre la macchina e preleva la borsa. Purtroppo è una tecnica che si sta diffondendo. Ma purtroppo le truffe agli anziani sono sempre più all'ordine del giorno, ne approfittano in qualsiasi momento, sia fuori dai supermercati o comunque nei momenti di confusione, fino alle telefonate che ormai conosciamo tutti, no? Che vengono fatte a casa dicendo che il figlio o qualche parente ha avuto un incidente grave. Bisogna prestare attenzione. Le nostre forze dell'ordine, quindi in primis i carabinieri ma anche la polizia locale, sono nel territorio, continuano con la sensibilizzazione, quindi nel far capire soprattutto alle persone anziane, quelle che possono essere più facilmente distratte, di porre attenzione a qualsiasi persona e a qualsiasi cosa avvenga di strano attorno a loro. Questo è l'unico metodo di difesa che abbiamo. Poi è chiaro che scattano le indagini utilizzando anche le telecamere, ma questo
queste persone sono di difficile individuazione. E appunto, come pare, si spostano, perché gli episodi sono accaduti qui a Cittadella, nel Bassanese, anche altrove. Siamo ormai in primavera, le giornate si sono allungate, di furti in casa però non si sente più parlare. No, non si sente ancora parlare, ma purtroppo sappiamo che in determinati periodi i furti nelle case avvengono. Anche qui massima attenzione. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando si va via di casa bisogna chiudere tutto. Noi siamo abituati a tenere le persiane, i balconi aperti o magari addirittura le finestre in vasistas eccetera. Non possiamo farlo, bisogna chiudere tutto, e se siamo poi muniti di un buon allarme le cose sicuramente possono solo che migliorare. Esiste a Cittadella ormai da parecchi anni il controllo del vicinato, purtroppo non in tutti i quartieri e in tutte le frazioni di Cittadella. Questo è un buon deterrente, vuol dire ritornare ad essere come una volta, a controllare, a verificare quello che accade attorno a noi, quello che accade nel nostro quartiere, nella nostra frazione, e al minimo dubbio o diciamo alla minima cosa strana che si vede viene avvisato il coordinatore, che si mette in contatto con la polizia locale e poi con i carabinieri. Questo è un modo di interessarsi intanto di quello che accade attorno e può essere un modo per prevenire. Lei in questi giorni, tra l'altro mi pare anche proprio dopodomani, continua a fare incontri con la cittadinanza, con i residenti. Questo della sicurezza è un tema che emerge magari più di altri? Ma noi siamo abbastanza fortunati a Cittadella, perché diciamo, la sicurezza è percepita abbastanza buona, e quindi diciamo che negli incontri con i cittadellesi, nelle frazioni, nei borghi, si parla poco della sicurezza. Vero che però noi continuiamo a fare anche incontri. Ne abbiamo fatto uno recentemente nella frazione di Laghi per far partire il controllo del vicinato. C'è comunque un confronto quasi quotidiano con la polizia locale e chi vive in determinate realtà, perché per fortuna i cittadellesi sono molto attenti, quindi i cittadellesi ci segnalano determinate situazioni, determinati comportamenti non corretti da parte anche di giovani, ma anche magari di persone strane che si aggirano per il territorio, e quindi ecco, si riesce, grazie ai carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla polizia locale, a verificare un po' il territorio. Bisogna però non abbassare la guardia, è fondamentale controllare, avvisare qualsiasi cosa strana, perché solo così si riesce a tenere lontano o comunque a limitare quelle persone che possono creare danni. E quindi l'appello a rivolgersi sempre, prima di tutto alle forze dell'ordine, poi magari anche sui social, che possono funzionare come diffusione dell'informazione, ma prima le forze dell'ordine, giusto? Beh, questo è fondamentale. Qualsiasi dubbio deve essere comunicato alle forze dell'ordine. Porto un esempio: settimana scorsa una famiglia ha ricevuto, sono presentati 2 persone in Borghese nella propria abitazione per avere informazioni eccetera, hanno chiamato i carabinieri ed erano effettivamente parte delle forze dell'ordine. Quindi anche quando si pensa di fare un qualcosa di esagerato conviene sempre chiamare carabinieri o polizia locale e venire rassicurati, oppure loro interverranno. Grazie allora al sindaco Luca Pierobon. Con Tommaso Migotto da Cittadella è tutto, a voi la linea. E noi andiamo a Vicenza e parliamo di degrado in via Torino, sotto il murales di Paolo Rossi. Nell'area di un ex supermercato trovano rifugio drogati e spacciatori che orbitano a Campomarzo. Ce ne parla il nostro Daniele Garbin insieme a Andrea Benetti, che si trovano sul posto. Daniele, buongiorno. Buongiorno a Daniela, buongiorno ai telespettatori. Questo è proprio il murales di Paolo Rossi che accennavi un attimo fa. È stato voluto proprio da questi inquilini della Torre Everest, ricordiamo uno dei punti storici della città, anche per cercare di sollevare questo ambiente che, ricordiamo, è a poca distanza da Campomarzo, perché questa zona è ovviamente un motivo di lamentele, di disagio, proprio per un problema sociale e di degrado che sta veramente mettendo in scacco le cittadinanze. Con me consigliere comunale Raffaele Colombara, buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, noi ricordiamo che una settimana fa avevamo fatto proprio una conferenza stampa, avevamo seguito, proprio promossa dai residenti del condominio, ma anche dei commercianti della zona, di cui il consigliere si era fatto anche portavoce nei confronti dell'amministrazione comunale per rivedere completamente quello che è veramente un buco nero, diciamo così, perché effettivamente le persone dicevano siamo in difficoltà anche semplicemente a parcheggiare, a far giocare i bambini,
cittadini, problema di sicurezza, queste persone diventano sempre più aggressive, potete anche vedere che adesso sembra pulito perché in parte una delle richieste era proprio la pulizia, ma è bastato poco perché comunque i soggetti tornassero, è proprio così, vero? Lei aveva presentato un'interpellanza innanzitutto partendo dalla pulizia, ma ormai non basta più la pulizia, bisogna fare qualcos'altro. Esattamente, qui adesso questo è il primo passo, quello di pulire l'area, ma chiaramente poi la pulizia non basta, e quello infatti che chiedevamo è che chiediamo che sia messa in sicurezza anche l'area, quindi che sia transennata, insomma, e da questo punto di vista credo che ci sia un intervento nei prossimi giorni da parte della proprietà proprio su questo punto. Poi però c'è il tema più generale, che è quello che queste strutture abbandonate in mezzo ai quartieri non fanno altro che rendere peggiore la situazione, perché creano dei buchi neri attorno ai quali si sviluppa tutto quello che possiamo immaginare, quindi da non solo persone che vengono a bivaccare, ma anche spaccio, consumo e comunque tutt'altra una serie di cose che non vanno assolutamente bene invece in un quartiere residenziale. Per cui ecco, questa è la richiesta che rifacciamo nostra, e che è quella di appunto mettere in sicurezza con degli interventi anche diretti, ma poi anche dare una stabile occupazione a queste strutture, dando una nuova vita appunto anche al quartiere. Va bene, allora intanto noi seguiremo ovviamente la vicenda, visto che anche la particolarità in questa zona, ecco, è necessario dare un segnale. Auguriamo un buon lavoro, consigliere, intanto. Grazie a voi e anche a voi, ai vostri ascoltatori. E con questo da Vicenza è tutto per il momento. Grazie davvero a Daniele Garbin. Noi andiamo avanti, ci spostiamo da Vicenza a Treviso, anzi a Montebelluna, dove è arrivato il nostro Christian Arboit, perché sono stati identificati i giovanissimi che sono ritenuti responsabili di una rissa carnevale. Christian, buongiorno, a te di nuovo la linea. Buongiorno di nuovo, Daniela, Montebelluna, dove sono stati identificati e denunciati per rissa 8 giovanissimi, di cui 4 minorenni. Questo il risultato di un mese di indagini serrate da parte dei carabinieri di Montebelluna, che quindi hanno dato un nome e un volto ai protagonisti di quella vicenda particolarmente cruenta, una vera e propria rissa scoppiata per futili motivi mentre era in corso la sfilata del carnevale. Qui con me il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin. Più volte con Bordin abbiamo parlato di baby gang, anche di questo episodio. Adesso ci sono i responsabili, sono stati identificati. Tra questi ci sono anche dei fratelli che appunto risiedono in un campo nomadi e che appunto sono già noti alle forze dell'ordine. Sindaco Bordin. Insomma, io parto sempre dalla cosa più importante, che è il ringraziamento alle nostre forze dell'ordine, in particolar modo all'Arma dei Carabinieri, che insomma sono riusciti ad individuare, identificare i responsabili di questa rissa. Noi ci auguriamo sempre che nel momento in cui queste persone vengono identificate, poi vengano anche insomma in un certo senso punite e condannate, perché rovinare soprattutto fare una rissa è sempre sbagliato, partiamo da questo presupposto, mi sembra inutile sottolinearlo. Il carnevale è una manifestazione che a mio modesto avviso è rivolta soprattutto ai bambini che possono sognare, e quindi vedere queste situazioni pericolose sicuramente è una cosa che fa ancora più dispiacere, quindi speriamo che poi le pene siano severe. E di questi minuti la presa di posizione di Alberto Villanova, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Veneto, che dice: qui serve una pena esemplare e lavori sociali. Condivide? Condivido, me lo dici tu adesso, ho detto la stessa cosa. Guardate, io faccio un esempio, se fosse attuabile sarebbe una cosa molto molto interessante. Tutti quei ragazzi che poi vengono pescati a fare idiozie di qualsiasi tipo, che siano risse o anche altre situazioni pericolose, secondo me dovrebbero essere obbligati a trascorrere del tempo con dei ragazzi diversamente abili. Secondo me in questo modo riuscirebbero ad essere utili
ai propri coetanei e a capire anche la profondità della vita, ecco, in questo senso sarebbe una cosa secondo me molto molto istruttiva, non solo per i ragazzi ovviamente. Grazie Sindaco Bordin, da Montebelluna è tutto con Nicoletta Rizzetto. Daniela, a te la linea. Grazie davvero a Nicoletta Rizzetto, grazie a Cristian Arboite. Noi ci colleghiamo invece subito con Francesco Benazzi, direttore generale dell'ULSS 2, eccolo, lo vedo sullo schermo. Buongiorno direttore. Buongiorno a voi, buongiorno a lei. Senta, io parlerei subito di uno dei temi che con cui abbiamo parlato anche con il segretario regionale del Partito Democratico, di situazione un po' del personale nelle varie ASL, un po' com'è la situazione sia nell'ospedale sia nella medicina del territorio, perché si parla tanto insomma della mancanza proprio di medici di base. Guardi, allora non è che stiamo dicendo una cosa, è una cosa antica. Ricordo a tutti, e anche al segretario del PD, che il problema risale dal 2009. Già nel 2011 il Corriere della Sera, un articolo che ho ritagliato perché la pensavo come giornalista del Corriere, già nel 2011 si prevedeva, vista l'età pensionabile della classe 54, 55, 56, che già dal 2011 si prevedeva sarebbero mancati 20.000 medici. Poi c'è stato ovviamente Maastricht un po' prima, e Maastricht ha bloccato sostanzialmente per 3 anni le assunzioni, cioè ha messo il tetto di spesa, perché il governo è stato costretto a mettere il tetto di spesa del personale, che era la spesa del personale nel 2004 meno l'1,4%. Questo ha comportato una perdita di ulteriori 35.000 medici. Poi il numero chiuso ovviamente nella facoltà di medicina, adesso la cosa si è sbloccata. Tutto questo ha comportato evidentemente un ritardo che lo stiamo pagando oggi. Sicuramente il Covid ha influito molto, ci sono state ovviamente dimissioni, qualcuno ha preferito andare in privato, giustamente, una libera scelta, perché non faceva le notti, non faceva le guardie, eccetera, eccetera. Morale della favola, siamo in una situazione attuale, senza dare colpe, perché le colpe, se le vogliamo darle, ammesso che vogliamo darle, vengono ripartite equamente tra tutti, perché poi alla fine credo che queste cose forse si potevano già prendere in mano 10-12 anni fa. E quindi è chiaro che ovviamente c'erano delle priorità diverse, ma non entro nel merito, dico solo che effettivamente qualcuno ha deciso che c'erano delle priorità diverse. Oggi la priorità è questa. Chiaramente, quindi per riformulare, ricreare una mentalità e anche un numero adeguato di medici ci vuole un po' di tempo, tant'è che l'università adesso ha aperto, quindi avremo più medici. Il problema comunque è ancora vigente perché per certe specialità non c'è un numero adeguato di medici. Perché? Perché se aprono bandi da 100 persone se ne presentano 30. Ma è chiaro, perché siamo ancora, perché uno si domanda, no, ma perché non è appetibile? Forse, ma soprattutto perché siamo ancora a un numero di laureati insufficiente rispetto al numero delle persone che decidono di andare in specialità. Nel momento in cui noi avremo un numero adeguato di medici, e noi ci auguriamo tra fine 2025, 26 e 27, in modo tale che questi poi saranno, tra virgolette, mi passi, anche obbligati a scegliere per esempio la medicina d'urgenza, cosa che oggi pochi scelgono anche proprio per la difficoltà della medicina d'urgenza, perché uno vede una persona, deve fare diagnosi, decide se ricoverare o mandare a casa, cioè quindi di mettere subito, e quindi è chiaro che è una specialità cosiddetta a rischio, quindi pochi aderiscono a questa specialità. Nel momento in cui avremo un parterre di colleghi numeroso, dopo qualcuno farà anche la scelta sicuramente anche per la medicina d'urgenza, e quindi non avremo più i problemi di pronto soccorso. Per quanto riguarda la medicina di famiglia vale la stessa cosa, nel senso che si stanno adesso creando quella situazione che fra fine di quest'anno e già nel 2026 potremo avere un numero adeguato anche di medici di medicina generale che andranno a coprire zone carenti. Oggi è chiaro che lavoriamo col materiale che c'è, quindi lavoriamo con la disponibilità dei colleghi, quelli che fanno la scelta della medicina generale, e li ringrazio, e quindi già questi sono bravi perché fanno un lavoro grandioso. Non solo, passano da 1200 assistiti, come dovrebbe essere, a 1500 o a 1800. Quindi capite che dobbiamo solo ringraziarli
e non mettere la croce su nessuno, perché non è colpa di nessuno, salvo pensare che una cattiva programmazione di 10, 12, 13 anni fa è stata fatta e oggi ne paghiamo le conseguenze. Ecco, a livello di numeri, come medici di base, io parlo della provincia di Treviso. Allora, intanto dobbiamo fare una cosa, è cambiato un mondo, perché una volta, adesso esiste il ruolo unico della medicina generale, una volta avevamo 2 filoni, che era quello per la medicina generale, quindi per gli assistiti, e l'altro era quello della continuità assistenziale, cioè della cosiddetta guardia medica. C'erano 2 graduatorie diverse, ci si muoveva in tal senso. Oggi c'è una graduatoria unica, ciò significa che molto più facilmente, e anche capisco, tanti colleghi scelgono la medicina generale e non la continuità assistenziale, quindi non la guardia medica. Quindi avremo sicuramente un periodo felice dove andremo a riempire tutte le caselle di medicina generale, di medici di medicina generale nelle varie realtà dove mancano, e avremo qualche sofferenza per il turnover che avremo nella continuità assistenziale. Questo è un dato di fatto. Cosa ci aiuterà sicuramente? Ci aiuteranno sicuramente anche contro i detrattori delle case di comunità, e il fatto che poi insieme staranno infermieri, medici di medicina generale, specialisti ambulatoriali e tecnologie. Questo vuol dire cominciare a lavorare insieme, interagire tra specialisti, medici di medicina generale e continuità assistenziale, ma soprattutto avere degli strumenti per fare diagnosi, perché non possiamo pensare che un medico di continuità assistenziale che può solo visitare, non ha nessun strumento, possa fare una diagnosi così accurata, per cui spesso e volentieri quando è nel dubbio manda in pronto soccorso. E anche un po' il cittadino ha imparato questa strada, anche se è un codice bianco o verde, di andare in pronto soccorso. Con le case di comunità andremo a creare ovviamente questa situazione, io la chiamo ideale, per fare in modo di, come dire, attrarre le persone che oggi magari vanno in pronto soccorso per codici inferiori. Questo darà la possibilità intanto ai medici specialisti, ai medici della continuità assistenziale, ai medici di medicina generale, di lavorare tutti insieme, e in secondo luogo soprattutto di alleggerire i pronti soccorso, che oggi hanno effettivamente un carico di lavoro molto importante. Ecco, l'aspetto positivo, lo stavamo dicendo prima, dottor Benazzi, è che lo sblocco dell'università, insomma, della facoltà di medicina ha portato anche molti giovani a intraprendere questa strada, alcuni invece appunto per i test magari desistevano, non partecipava nemmeno. Sì, certo, io devo ringraziare la grande battaglia l'ha fatta il Presidente Zaia, l'ha fatto la Regione Veneto, nel senso che è partito e poi coinvolto ovviamente le altre regioni, non si fa una battaglia da soli. Però devo dire che è stata una battaglia importante, perché dare la possibilità di aprire nuove medicina ed evitare soprattutto quella cosa che era il quiz, dove che se oggi io sono fortunato, sono in giornata e non ho mal di testa, non ho cefalea, non ho altre cose, cioè voglio dire, mi va bene, sono quiz e passo e posso diventare medico. Se ho la giornata no, non passo. Oggi va sulla meritocrazia, i quiz non sono un quiz una volta, un colpo solo, non è meritocrazia. Adesso sì, adesso faranno 6 mesi, chi vuole fare realmente il medico sa che deve studiare, prendere il punteggio più alto possibile e sicuramente potrà fare il medico. Credo che sia correttissimo, va anche a allargare, non in modo esagerato, perché non vogliamo neanche creare come i miei tempi una pletora di medici, perché non serve a nessuno, ma seguendo una logica programmatoria, cosa che negli anni scorsi, tanti anni fa, non si è mai fatta. Direttore, cambiando argomento, adesso siamo verso la stagione estiva, non tanto perché questa settimana sarà una settimana di pioggia, ma si va verso il caldo e quindi ci saranno le solite problematiche delle virosi, con il caldo, ecco. Beh no, quel caldo, allora diciamo che sostanzialmente il nostro si sta sempre più avvicinando a un clima tropicale più che un clima, perché vediamo questi spazi di temperatura che non aiutano certo. Il fatto stesso che la settimana scorsa ci fossero 24 gradi e oggi siamo a 12 gradi, questo comporta ovviamente non solo una trasmissione maggiore di virus e la mai finita stagione dove i virus respiratori girano e creano i problemi che creano. Ricordo a tutti che purtroppo noi abbiamo ancora 130 persone ricoverati per problemi dell'apparato respiratorio, legati ovviamente a virus. Quindi è chiaro che questo clima non aiuta certamente a debellare completamente i virus che girano.
Secondo luogo, è quello che noi consigliamo tutti gli anni e continuiamo a dirlo, per le persone anziane, ma vale anche per i bambini, per i minori, l'attenzione a non uscire nelle ore dove più calde della giornata, che per noi vuol dire da mezzogiorno fino alle 4 del pomeriggio. Ecco, secondo luogo idratarsi molto, che vuol dire bere. Idratarsi vuol dire bere almeno 2 litri di acqua al giorno, almeno 2 litri di acqua al giorno, e non ghiacciata, acqua possibilmente che sia sì bevibile, ma non a meno 3 gradi, voglio dire a 4 gradi e 5 gradi. Contemporaneamente, ecco, coprirsi in modo leggero e magari, come si suol dire, a cipolla, a seconda dei quindi a strati, e l'altra cosa importante, usare sostanzialmente indumenti che siano chiari, se possibile. Dice uno che per smagrire si veste sempre in scuro, però la verità è che dovremmo usare vestiti chiari. 1, perché non attirano le zanzare, cioè evitiamo quindi anche di farci pungere, e 2, perché i raggi del sole. Credo che siano queste cose importanti da fare. Poi usare l'aria condizionata, basta che non sia diretta ovviamente, ma se magari si apre una stanza e si tengono le porte aperte in modo tale di evitare che sia diretta, che crea problemi, poi sciatalgie, dolori cervicali, eccetera, eccetera. E poi usare occhiali da sole, perché i nostri occhi con il sole ovviamente hanno dei problemi, quindi dobbiamo evitare di avere raggi da sole addosso. E ovviamente per le parti scoperte protezione, perché purtroppo stanno aumentando i melanomi, i tumori della pelle. Ecco, direttore, prima lo stava dicendo, dovuto anche a questo clima, insomma, caldo, freddo, ancora ci sono tante persone allettate in questo periodo. Sì, tante allettate, e purtroppo legato anche al fatto che sottovalutiamo qualche volta la patologia. Inizia con un po' di mal di gola, con una tosse, diciamo senza grossi problemi, e poi si trasforma in una polmonite, una broncopolmonite, e quindi dopo arriviamo ovviamente in ospedale. Ecco, non sottovalutate le cose. Abbiamo dei medici famiglia giovani ma bravi, molto giovani ma anche molto bravi, contattatelo. Non è importante se non vi vede da un giorno all'altro, l'importante è comunque farsi vedere anche dopo 3-4 giorni che si hanno questi sintomi ancora blandi, perché potrebbero poi ovviamente diventare nel tempo un po' più subdoli, e quindi di conseguenza provocare delle infezioni respiratorie. Direttore, io la ringrazio davvero. Grazie a lei e grazie a tutti, e una buona giornata. Grazie, buon lavoro. Grazie anche a lei, grazie. Grazie direttore. Noi siamo arrivati al termine di questa prima edizione. Ringrazio Simone Merlo per averci seguito come regista, e Francesca Pezzo. Ringrazio davvero i 2 registi che ci hanno seguito passo dopo passo, e ringrazio voi per averci invece ascoltato. L'appuntamento per la prima edizione è sempre per domani. Grazie, arrivederci.